Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire eventi e novità green anche dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da uno dei prossimi eventi che andrà ad inaugurare anche questo periodo di Barcolana 56, che è la Barcolana Sup Experience di Grado. Ne parliamo con Mitja Gialuz, presidente della società velica di Barcola e Grignano, con il sindaco di Grado Giovanni Baldassi del Kite FVG e Roberto Marin della GIT. Siamo a Grado per celebrare, per dare il via alla seconda edizione della Barcolana Sup Experience, che si terrà sabato 5 ottobre qui nell'isola d'Oro, nell'isola del Sole. L'anno scorso siamo partiti con 63 iscritti in questa splendida manifestazione, quest'anno già 85, ma puntiamo a superare i 100 iscritti. Il percorso è stupendo perché si parte dalla spiaggia imperiale della GIT, si passa davanti alla diga, si entra a favor di corrente nel canale di Grado per arrivare nel Mandracchio in un contesto davvero bellissimo. Informazioni tecniche: le iscrizioni sono aperte sul sito www.barcolana.it, ci si può iscrivere fino al sabato mattina. Il briefing per i partecipanti sarà sabato 5 ottobre alle 9 e poi subito dopo la partenza, con lo stesso spirito di Barcolana, tutti assieme sulla stessa linea di partenza. Quelli che poi staranno qualche decina di minuti per realizzare, per arrivare in fondo, e quelli come me che ci metteranno un po' di più. Un ringraziamento al Comune di Grado, alla GIT, alla Lega Navale di Grado, al canottiere Ausoni, al Kite Life, perché assieme abbiamo costruito un evento che potrà crescere anno dopo anno fino a diventare la manifestazione di SUP più partecipata d'Europa e un giorno chissà anche del mondo. Si apre la Barcolana con un grande evento a Grado, quindi un bellissimo percorso, ma soprattutto per la Grado Impianti Turistici sarà l'occasione sì della partenza, ma anche del momento conviviale che stiamo organizzando al ristorante Antiche Terme presso l'ingresso principale della nostra spiaggia. Un momento conviviale con tutti gli equipaggi, la successiva premiazione e a seguire una grande festa di musica e divertimento per tutti gli equipaggi, è aperta a tutti gli ospiti che vorranno parteciparvi con il gruppo Joy di Brutto e a seguire subito DJ Ringo. Deve essere una festa di sport, una festa per le famiglie, una festa per tutti i partecipanti che speriamo possano essere numerosi, ed è un evento in cui crediamo molto e speriamo che, visto che quest'anno è già il secondo appuntamento, possa avere numeri importanti. Sono Giovanni, il presidente di Kite Life FVG, e il nostro contributo alla Barcolana SUP è quello di offrire a chi volesse partecipare un SUP a noleggio. Si può anche accedere direttamente al modulo di iscrizione, specificare la necessità di avere un SUP a noleggio, oppure potete all'interno del nostro sito internet kitelifefvg.it trovare i nostri riferimenti e contattarci direttamente. Da Grado ci spostiamo a Trieste. Per Trieste Next è stato inaugurato proprio questa mattina in Piazza Unità il villaggio Trieste Città della Conoscenza, con 40 stand, oltre 300 tra ricercatori e ricercatrici. È un ricco programma di eventi. Andiamo a parlarne insieme al direttore di Trieste Next Antonio Maconi, Maurizio De Blasio, assessore del Comune di Trieste, Serena Mizzan dell'immaginario scientifico, Alberto Steiler dell'ITS Academy Life Tech. Oggi e domani e domenica un programma veramente pieno di appuntamenti qui in Piazza Unità d'Italia, da cui vi parlo, 40 spazi espositivi con tantissime attività e laboratori per tutte le età, e poi nelle sedi delle manifestazioni incontri con gli oltre 300 ospiti che arrivano da tutto il mondo, quindi da non perdere. Questa sera alle 18 l'incontro con la senatrice Cattaneo che parlerà appunto di scienziate, e poi domani attesissimi gli interventi del premio Nobel Andrea Geim alle ore 15 al Teatro Verdi, e alle ore 21 la serata con il premio Oscar Nicola Piovani. Ultimissimo appuntamento da non perdere: domenica mattina alle 11:30 scopriremo il libro vincitore del premio Science Book of the Year. Abbiamo inaugurato Trieste Next, 13ª edizione, ormai è un evento che è parte integrante della vita cittadina. Obiettivo che ci poniamo è quello di contribuire alla crescita e allo sviluppo della città, dello Stato, della nazione, e anche di andare oltre i nostri confini, perché chi arriva qui a parlare arriva da ogni parte del mondo. Life Tech ITS Academy. Siamo oggi qui presenti a Trieste Next a mostrare agli studenti di Trieste i nostri corsi di formazione nel mondo delle nuove tecnologie della vita,
che formano tecnici per le apparecchiature biomediche, tecnici per l'informatica medica, data network specialist, tecnici per la qualità dei prodotti alimentari e tecnici per il wellness e il benessere. In occasione di Notte dei ricercatori, Immaginario Scientifico ha un orario speciale, il museo sarà aperto fino alle 20. Oggi, se volete, è gratuito. E noi chiudiamo da Trieste, invece passiamo alle novità green di cui parlavo all'inizio. È stata inaugurata a Città Fiera la Ultra Fast Charge Area. Atlanta, Ionity e Tesla sono i nuovi player insediati, un passo importante per la mobilità sostenibile in un punto strategico a nord-est. Ne parliamo insieme ad Antonio Maria Bardelli, fondatore di Città Fiera, Antonio Di Piazza, presidente di Udine Esposizioni, e i rappresentanti Suela Limai di Atlante e Federica Musto per Ionity. Questo è frutto di uno sforzo cumulativo di quasi 3 anni, devo dire, da quando è iniziato il progetto. Avevamo l'obiettivo di rendere Giustizia Città Fiera come polo per dare anche un servizio a chi ha la macchina elettrica, un servizio di ricarica ultra rapida. E poi parlando con gli operatori la cosa è piaciuta sempre più, riconoscendo appunto il ruolo baricentrico, perché si riesce a dare servizio sia all'autostrada come casello naturale, sia alla città di Udine, sia al centro commerciale. Così tutti i principali operatori in una volta, non banali da coordinare, però ce l'abbiamo fatta, hanno scelto di investire nel lungo periodo a Città Fiera. In quanto permette di collegare l'Italia all'Austria, alla Slovenia e quindi poi al nord e all'est dell'Europa, e quindi permettere veramente a chiunque possiede un'auto elettrica di viaggiare senza ansia di ricarica. Atlante rientra pieno nella nostra mission di realizzare la più ampia rete di ricarica rapida e ultrarapida nel sud Europa. Insomma, una regione che sta concretamente, andando verso quella che è la transizione anche energetica. Lo stiamo facendo in maniera assolutamente spedita. Perché no? Mentre verranno magari a Casa Moderna da sabato prossimo, perché no ricaricare nel mentre si visita o Casa Moderna o qui appunto il centro commerciale. Grazie ad Antonio Bardelli, grazie dell'invito, e sicuramente una modalità per far diventare il nostro pianeta sempre più green. È una giornata importante per noi perché riteniamo di aver raggiunto un risultato importante collaborando con 3 grandi gruppi automobilistici per creare, io credo, il più grande centro di ricarica rapida che c'è in Friuli. Ed è così che si chiude anche il nostro Info FVG. Io vi ricordo che per questo fine settimana vi aspettiamo anche a Gusti di Frontiera, parlando sempre di eventi a Gorizia, e a Casa Moderna proprio alla Fiera di Udine. Appuntamenti che vi racconteremo anche in diretta qui su Radio.0, quindi continuate a seguirci. Per Info FVG è tutto, alle prossime notizie.